Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Se queste storie della nostra terra ti interessano, lascia un like e iscriviti. Insieme possiamo continuare a far luce su pagine della Sardegna che non dobbiamo dimenticare. Immagina un ragazzo di appena 14 anni, nato tra le rocce e il silenzio di Orgosolo in Barbagia. È il 4 aprile 1942 quando viene al mondo Graziano Mesina, penultimo di 11 figli. Una famiglia povera, un territorio isolato, poche possibilità. La Barbagia di quegli anni è una terra dimenticata, strade sterrate che scompaiono con la pioggia, case di pietra senza luce elettrica, pastori che si muovono seguendo percorsi tramandati da generazioni. Le famiglie numerose sono la norma, la povertà è strutturale, lo Stato è lontano. I Mesina vivono di quello che la terra offre, poco o niente. Nel 1956, ancora adolescente, impugna un fucile calibro 16 rubato e viene arrestato per la prima volta. È il momento in cui nasce la figura destinata a diventare la più famosa del banditismo sardo. Quel fucile rappresenta qualcosa di più di un'arma. È un simbolo di potere in un mondo dove il potere è tutto nelle mani di chi possiede terra, bestiame, rispetto. Per un ragazzo di 14 anni senza futuro, quel calibro 16 diventa una dichiarazione di esistenza. Da lì in avanti la sua vita diventerà una sfida continua allo Stato, una fuga lunga 60 anni, fatta di 10 evasioni riuscite su 22 tentativi. Una storia che divide Orgosolo e la Sardegna ancora oggi. Nel maggio del 1960, a 18 anni, Graziano spara in pubblico. Arrestato e rinchiuso, nella caserma dei carabinieri d'Orgosolo riesce a scappare forzando una porta. Poco dopo si costituisce e viene condannato a 7 mesi a Bado e Carros, Nuoro. Quello sparo in piazza non è casuale. È un gesto dimostrativo, fatto davanti a testimoni, un modo per farsi rispettare in un paese dove le parole contano meno dei fatti. La fuga dalla caserma poi è quasi un gioco per lui, una porta forzata, qualche ora di libertà, la consapevolezza che può farcela. Quando si costituisce lo fa a modo suo, con i tempi che sceglie lui. Intanto la sua famiglia finisce sotto i riflettori, alcuni dei suoi fratelli vengono accusati e poi prosciolti dell'omicidio del commerciante Pietrino Crasta a Berchidda. L'ombra della violenza accompagna Mesina. L'omicidio Crasta solleva domande, sospetti, vendette mai chiarite. Anche se i fratelli vengono prosciolti, il nome Mesina diventa sinonimo di pericolo. In Barbagia un cognome può segnare il destino di un'intera generazione. In quegli anni la Barbagia è segnata dalla povertà, dalla mancanza di strade, scuole, lavoro. Nasce così la figura del bandito sociale, un simbolo di ribellione per alcuni, un criminale per molti altri. Il banditismo sardo ha radici profonde. Non è solo criminalità, è anche protesta contro l'abbandono dello Stato, contro la miseria strutturale, contro un sistema feudale mai completamente superato. Per molti pastori e contadini il bandito è uno che ha detto no a un destino di sottomissione. Per le autorità è un fuorilegge da fermare a ogni costo. Nel dicembre 1961 arriva una condanna di 16 anni per il ferimento di Luigi Mereu. Il ferimento di Mereu è l'ennesimo episodio di violenza che alza il livello dello scontro. 16 anni sono tanti, troppi per un giovane che non ha mai conosciuto altro che la libertà dei monti. Ma Mesina non accetta gabbie. Nel 1962 Mesina evade per la prima volta da un treno tra Nuoro e Sassari, poi fugge dall'ospedale di Nuoro. La prima evasione dal treno diventa subito leggenda. Scortato da agenti, Mesina approfitta di un momento di distrazione e sparisce. Non servono armi, non serve violenza, basta l'astuzia, la conoscenza del territorio, la capacità di muoversi nel nulla. La fuga dall'ospedale conferma che per lui ogni luogo può diventare un'opportunità. Quando suo fratello Giovanni muore in circostanze mai chiarite, Graziano spara ad Andrea Muscau in un bar per vendetta, 24 anni per omicidio. La morte di Giovanni è un colpo profondo. In Barbagia il sangue chiama sangue. La vendetta non è un'opzione, è un obbligo morale. Mesina entra nel bar, spara e la sua condanna si allunga. Ma per lui quei 24 anni sono il prezzo del rispetto verso il fratello morto. Seguono anni di continue evasioni da carceri come Porto Azzurro, Volterra, Montelupo, Viterbo, Spoleto e Procida. Ogni carcere diventa un capitolo della sua mitologia. Porto Azzurro, l'isola prigione per i criminali più pericolosi. Volterra, con le sue mura medievali. Montelupo, Viterbo, Spoleto. Nomi che si accumulano come tappe di un percorso impossibile da affermare. Mesina evade, viene ripreso, evade ancora. Il sistema penitenziario italiano sembra incapace di contenerlo. Il sistema penitenziario negli anni 60 mostra tutte le sue falle. Mesina sembra imprendibile.
Le carceri italiane di quegli anni sono sovraffollate, mal gestite, con personale sottopagato e poco motivato. Le celle sono vecchie, i controlli insufficienti. Per un uomo determinato e intelligente come Mesina, ogni debolezza diventa una via di fuga. L'11 settembre 1966 è la fuga che lo rende leggenda. Insieme allo spagnolo Miguel Atienza scala un muro di 7 metri del carcere di San Sebastiano a Sassari. 7 metri, un muro verticale, di notte, senza attrezzature professionali. Mesina e Atienza si arrampicano usando forza, equilibrio, coraggio. Quando toccano terra dall'altra parte sanno che sono diventati leggenda. La stampa nazionale ne parla per settimane. Il re della fuga è nato. Da latitanti rapiscono Paolo Mossa e Peppino Capelli, incassando 18 milioni di lire. Alcuni sequestri successivi gli verranno attribuiti, alimentando la sua fama. I sequestri di persona diventano il business principale del banditismo sardo negli anni 60 e 70. Mesina e Atienza organizzano rapimenti precisi, studiati, redditizi. 18 milioni di lire sono una fortuna per l'epoca. Il denaro serve per vivere latitanza, per comprare silenzi, per finanziare altre fughe. La Barbagia diventa il regno degli ostaggi. Nel giugno 1967 a Osilda un conflitto a fuoco porta alla morte di Atienza dopo aver ferito 2 agenti. Mesina verrà assolto. Lo scontro a fuoco di Osilda è violento e tragico. Atienza cade sotto i colpi delle forze dell'ordine dopo aver ferito 2 agenti. Mesina è lì, ma non spara. Il processo lo assolverà, ma la morte del compagno segna un punto di svolta. Da quel momento Mesina agirà spesso da solo. Il 27 marzo 1968 finisce di nuovo in manette. Dopo mesi di latitanza viene individuato e catturato, ma per Mesina ogni arresto è solo una pausa temporanea. Il 20 agosto 1976 evade dal carcere di Lecce con Martino Zichitella. Lecce, Puglia, lontano dalla Sardegna ma sempre prigioniero. Mesina non si rassegna. Con Zichitella organizza una fuga audace e ancora una volta il sistema carcerario italiano viene messo in imbarazzo. La stampa parla di inefficienza, di complicità interne, di un bandito che sembra invincibile. Nel 1977 organizza il sequestro dell'industriale Mario Botticelli ad Ascoli Piceno. Il sequestro Botticelli porta il nome di Mesina fuori dalla Sardegna. Non è più solo un bandito locale, è un criminale di livello nazionale, capace di organizzare rapimenti complessi anche in territorio continentale. Il riscatto è altissimo, le trattative lunghe, la tensione massima. Catturato a Caldonazzo, Trento, entrerà negli anni più duri della sua vita. Ergastoli, condanne multiple, fughe continue. Caldonazzo sulle rive di un lago alpino a migliaia di chilometri dalla Barbagia. Mesina viene individuato e arrestato. Le condanne si accumulano, ergastoli, decenni di carcere, ma lui continua a tentare, a sperare, a fuggire. Nel 1985 approfitta di un permesso premio per fuggire da Vercelli. Verrà catturato a Vigevano. Un permesso premio, concesso per buona condotta. Mesina esce, respira aria libera e non torna indietro. La fuga dura poco. Viene ritracciato a Vigevano, in Lombardia. È l'ennesima dimostrazione che per lui la libertà vale più di qualsiasi promessa. Se vorresti che parlassi di altre storie senza filtri, sostieni il canale con un like e un'iscrizione. È il modo migliore per aiutarmi a far vivere ancora queste storie. Il 19 ottobre 1992, dopo 29 anni di carcere, ottiene la libertà condizionale. 29 anni, quasi 3 decenni dietro le sbarre. Quando esce, Mesina è un uomo diverso, più vecchio, più stanco, ma ancora capace di attirare l'attenzione. La Sardegna lo accoglie con sentimenti contrastanti. C'è chi lo vede come un eroe, chi come un mostro. È in questo periodo che Mesina diventa protagonista di uno degli episodi più controversi della storia recente, la mediazione per il rilascio del piccolo Farouk Kassam, sequestrato a Portocervo per 6 mesi. Il sequestro di Farouk Kassam scuote l'Italia, un bambino di pochi anni, figlio di un ricco imprenditore, rapito in Costa Smeralda, 6 mesi di prigionia. Ci ho fatto un video se vorresti saperne di più sul caso di Farouk Kassam. Mesina si offre come mediatore e incredibilmente riesce a facilitarne il rilascio. Come ha fatto? Quali sono stati i suoi contatti? Le domande restano senza risposta. Il suo ruolo alimenta il mito del risolutore, una figura in bilico tra criminalità e rispetto popolare. Mesina diventa il risolutore, uno capace di parlare con i banditi, di entrare in territori dove lo Stato non arriva, di ottenere risultati dove le forze dell'ordine falliscono. Ma è davvero un eroe? O è solo un criminale che sfrutta le sue vecchie alleanze?
Nel 2004 il presidente Carlo Azeglio Ciampi gli concede la grazia dopo oltre 40 anni totali in carcere. La grazia presidenziale è un atto eccezionale. Ciampi valuta la lunga detenzione, l'età avanzata, forse anche il ruolo nel caso Farouk. Mesina è libero, definitivamente. 40 anni in cella sono abbastanza per qualsiasi uomo. Mesina torna al Gosolo, lavora come guida turistica, apre un'agenzia nel Padovano. Il bandito diventa guida turistica, porta i visitatori nei luoghi della sua giovinezza, racconta storie di fughe e latitanze, vende souvenir, apre anche un'agenzia in Veneto, cercando di costruirsi una vita nuova, lontano dal crimine. Per qualche anno sembra davvero funzionare, ma la sua libertà dura poco. Nel giugno 2013, a 71 anni, viene arrestato come capo di un'organizzazione dedicata a droga, furti, rapine e un sequestro progettato. 71 anni, un'età in cui molti pensano alla pensione. Invece Mesina è di nuovo al centro di un'inchiesta. Droga, furti, rapine, perfino un sequestro in preparazione. Le autorità lo descrivono come il capo di un'organizzazione criminale moderna, capace di adattarsi ai tempi nuovi. Nel 2016 arriva una condanna a 30 anni. 30 anni a un uomo che ha già superato i 70. Una condanna durissima che chiude ogni prospettiva di libertà, ma Mesina ha già visto di peggio. Nel 2019 esce per decorrenza dei termini. Un tecnicismo legale, una scadenza processuale. Mesina esce di nuovo e di nuovo la Sardegna si divide. C'è chi lo applaude, chi lo teme. Dal 2 luglio 2020 è latitante. Ancora una volta Mesina sceglie la fuga. A 78 anni si rende irreperibile. Le forze dell'ordine lo cercano, ma lui conosce ogni pietra, ogni grotta, ogni sentiero della Barbagia. Il 18 dicembre 2021 viene arrestato a Desolo dal ROS e dal GIS. Dormiva vestito con 6.000 euro addosso. Desolo, un piccolo paese montano. I carabinieri del ROS e il GIS dei carabinieri lo individuano in un rifugio. Mesina dorme vestito, pronto a scappare in qualsiasi momento. Ha con sé 6.000 euro in contanti, è il suo ultimo arresto. Grazianeddu muore il 12 aprile 2025 all'ospedale di Milano, 83 anni, per tumore. Un letto d'ospedale a Milano, lontano dalla sua Barbagia. Il tumore lo ha consumato lentamente. Graziano Mesina, Grazianeddu per tutti, muore a 83 anni. Una vita intera passata tra carceri, fughe, latitanze. Il giorno prima era stato scarcerato per ragioni di salute, l'ultima scarcerazione, per motivi umanitari. Troppo malato per restare in cella. Muore libero, se così si può dire, dopo una vita passata a cercare quella libertà in ogni modo possibile. In totale ha passato 47 anni in cella, 47 anni, quasi mezzo secolo dietro le sbarre, più tempo in carcere che fuori. Una vita spezzata tra crimine e punizione. La sua figura è rimasta sospesa tra criminalità e leggenda. Mesina è un simbolo ambiguo. Per alcuni un Robin Hood sardo, per altri un criminale violento che ha fatto soffrire decine di famiglie. La verità sta probabilmente nel mezzo, ma la Sardegna fatica ancora a trovare un equilibrio nel giudicarlo. Murales al Gosolo lo celebrano, mentre molte famiglie ricordano sequestri mai dimenticati, danni economici, paura, violenza. Murales di Orgosolo lo ritraggono come un eroe popolare, un simbolo di resistenza. Ma chi ha vissuto gli anni dei sequestri, chi ha avuto parenti rapiti, chi ha pagato riscatti, vede solo un criminale. La memoria è divisa e lo sarà probabilmente per sempre. I suoi anni di attività hanno prosciugato risorse investigative, alterato l'immagine della Barbagia e frenato investimenti. Il banditismo ha avuto un costo enorme per la Sardegna. Migliaia di agenti impegnati per decenni, l'immagine di un'isola pericolosa, investimenti turistici ed economici rinviati o cancellati. La Barbagia ha pagato un prezzo altissimo in termini di sviluppo mancato. Oggi lo Stato investe nel territorio, in scuole, turismo sostenibile, progetti per ridurre la disoccupazione, campagne dei carabinieri e della stampa per contrastare la mitizzazione del banditismo. Finalmente arrivano investimenti seri, scuole moderne, infrastrutture turistiche, progetti per creare lavoro. L'obiettivo è ridurre la disoccupazione. Oggi è ancora molto presente e offrire alternative concrete ai giovani. Le campagne di informazioni cercano di smontare il mito del bandito, mostrando la realtà brutale del crimine. 10 evasioni, sequestri, omicidi, condanne, una grazia, una latitanza finale. 10 evasioni su 22 tentativi, una percentuale altissima. Sequestri che hanno terrorizzato famiglie intere, omicidi che hanno distrutto vite, condanne accumulate per decenni, una grazia presidenziale eccezionale e un'ultima che sta alla latitanza a 78 anni. Grazianeddu resta uno dei personaggi più discussi della storia sarda contemporanea. Nessuna figura divisò la Sardegna come Mesina.
Nessuno ha incarnato così bene le contraddizioni di un'isola in bilico tra tradizione e modernità, tra povertà e ribellione, tra mito e realtà. Criminale feroce o ribelle contro il sistema ingiusto? Lascito oscuro o simbolo folcloristico? Le domande restano aperte. Era davvero un ribelle sociale o solo un criminale abile a costruirsi un'immagine? Il suo lascito è una macchia nera nella storia sarda o un simbolo di resistenza popolare? Le risposte dipendono da chi chiedi, da quale parte della Sardegna vieni, da cosa hai vissuto in quegli anni. Ora la parola passa a te. Cosa rappresenta davvero Mesina per la Sardegna? Abbiamo attraversato 80 anni di storia, dalle rocce d'Orgosolo ai letti d'ospedale di Milano. Abbiamo visto un ragazzo diventare leggenda, un uomo passare la vita in cella, un anziano morire dopo l'ultima fuga. Il banditismo classico è finito, ma la Sardegna affronta oggi nuove sfide. Traffico di droga internazionale, riciclaggio, criminalità economica. Le rotte dello stupefacente attraversano il Mediterraneo e l'isola è diventata un punto strategico. L'anonima sequestri appartiene al passato, ma le nuove organizzazioni sono più sofisticate, meno visibili, forse più pericolose. Se ti interessa approfondire la storia vera dietro altre figure come Mesina, iscriviti, lascia un like e dimmelo nei commenti. Grazie davvero per aver seguito questo viaggio tra le ombre e le contraddizioni della nostra Sardegna. A presto e un caro saluto.